Gio Castellano, un convegno sul Nero d'Avola a Racalmuto che ha sinceramente il suo intenso significato, perché c'è un legame tra Gio Castellano e Racalmuto. C'è tutta la mia vita in pratica, sono cresciuto tutte le mie estati in Contrada di Racalmuto, ho vissuto tantissimo a Racalmuto, grazie anche al professore Rizzo, a Carmelino Rizzo, a tutta la famiglia Rizzo, e poi ovviamente tutto il periodo meraviglioso di tutti gli amici della Noce, incluso ovviamente il grande Leonardo Sciascia. Qual è stato il rapporto con lo scrittore Sciascia? Il rapporto è stato fantastico, molto intenso soprattutto, addirittura avevamo avuto l'idea, io mandai una sorta di bozza di un primo capitolo di un libro che stavo proponendo, di un romanzo surrealista che piacque moltissimo a Sciascia, poi ovviamente i tempi e il momento di Sciascia purtroppo che stiede malissimo a livello fisico ci fermò quel romanzo, ma ovviamente spero un giorno di continuare anche quest'altro nuovo libro dedicato proprio a Leonardo Sciascia. Per concludere, che rapporto aveva Sciascia con il vino? Il rapporto era strano, ecco, dico questo, perché lui era astemio, partiamo da qui, era astemio, però apprezzava chi voleva sapere di vino e soprattutto ogni anno faceva fare una piccola botte per personale nella sua cantina antica, dove aveva i suoi piccoli 300 litri di vino, che magari poi finiva in ageto verso marzo-aprile, però ci doveva essere questa piccola botte.